prendono il via i lavori per mettere in sicurezza intanto questa parte di territorio, incanalare la sorgente San Nicola perché l'acqua veniva dispersa e nello stesso tempo dare la possibilità di utilizzare, e questo deve essere chiaro, il comune di Montevago è stato autorizzato dal Genio Civile a prendere 3 litri d'acqua al secondo, il comune di Santa Margherita farà la stessa cosa. E dall'altro lato faremo in modo che ci sia intanto una vasca d'accumulo capiente, perché l'acqua deve anche decantare, e dopodiché realizzeranno in questo piccolo appezzamento di terreno un bevaio, in modo tale che chi arriva e ha necessità di prendere l'acqua lo possa fare con velocità e in maniera agibile. Io oggi sono molto contenta, innanzitutto perché questa è una zona, è stata lasciata all'abbandono totale, una zona impervia su cui oggi si sta lavorando per renderla sicura. E dall'altro punto di vista perché quando 2 anni fa siamo stati invitati come sindaci e quindi come prima autorità per la salute pubblica a cercare risorse e fonti d'acqua per poter diciamo, immetterla nelle reti, ho segnalato anche tra le altre anche questa sorgente, perché ancora una volta, lo voglio ribadire, la norma è chiara, l'acqua non appartiene a nessuno, non ha assolutamente un proprietario e meno che mai non è il comune a detenerne il potere. L'acqua è del demanio, l'acqua non è manco di AICA né di ATI, l'acqua è pubblica, è di tutti e si utilizza per gli scopi di cui si ha necessità. Quindi oggi per me è una giornata importante perché questi lavori sono stati annunciati 1 anno e mezzo fa, abbiamo avuto il finanziamento e oggi si sta completando quello che era stato già detto e programmato.